Auspician Ale Parei Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come state? Benvenuta Le Parei Lafare, la programazione della famiglia piemontese Adolfo Barale Gambalunga da Freire, sia in Córdoba, la República, la Argentina. Paulín, ¿cómo estás? ¿Cómo va Paulín? ¿Cómo va tutta nostra cara audienza che domenica tra domenica hanno fermo l'auria per ascoltare e come diciamo sempre noi nauta volta P che non si abbatte il tacun. La battuta numero 145, Paulín, Has visto che il 150 le da lì. L'una della squadra c'ha per la Cuba, da una volta. Da un momento lo piccolo in tasca. Sí, para que bienvenidos a una nueva programación de Ale Parei Lafare, como les dije, la programación 145 de la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, aquí de Freire, Córdoba, en la República Argentina. Lafare, como decimos siempre, es chacharar un poco en piemontés, Paulín, Cerqué un argumento e dopo buttè Nandi la lenga per la bugie perché parla in piemontese. Bugia il quarti di una volta di lei, No, Nandi la che alla gente grande va portare tanti ricordi sicuramente, Paulino? Sicuramente Le Parei e tanti vanno a dire ma cosa vanno a dire e non vanno a parlare. Come il nostro amico Daniel Bai da Santa Clara che sempre dice con cosa vanno certi che due diausi. Bueno, anche lui ha una fase, lui va andare a dire parolacce sporche, No, perché fa la manca. La gente que hace humor, que hace humor, la gente que hace humor, muchas veces hay gente que hace humor con doble intención sin decir malas palabras, Paulín. E veramente sono chi che fanno ridere, chi che fanno brignere. Quando passi a parlare in modo grosero, No, para que vamos a hablar de una fase que de uno la llegamos a vivir todavía. Cannaie Quaidun Perlin Cures Patarán, que aveva la gente grande, Perlin por la campagna di Zuma, no, Paulín? E naie Quaidun che l'hanno restante, che l'hanno attraversato il tempo dal tempo. Che l'hanno piantata una martla campana intera. Fanno, come lei dice in piemontese, le scombro di muniera. Muniera. Dico che abbiamo una cortina con di Roma Parei, una cortina piccina e buttava passata in dritta, Sì, ne è un po' che dell'excusado. El excusado, no sé si es una palabra realmente bien dicha, si es argentina, si es piemontesa, si es italiana, pero acá los viejos le decían el excusado. El excusado dice che è proprio una parola argentina. Però argentina è in Castilla. Una cosa passa per il piemontese. Veramente il nome corretto in Castilla sarebbe la lettrina. La lettrina. E in italiano latrina. Latrina. Latrina o cesso. Allora in piemontese è il ces. El ces. Tanti hai digiuco il fondo. Il fondo. Mi sai passe perché occupava il posto al fondo della curva o il perché sai pa, però è il fondo. Le decían el fondo, el excusado, le decían. E dopo di altri no, hai durato il poco niente. No.
E veramente il vero nome in piemontese non è la viu perdilu. Cioè, la parola lì ces as d'ora ben poche. Perché, perché ti immagini che la gente, i piemontesi, l'immigrazione che l'hanno venuta dal Neusel, sai passa la via, i ces, le scusau la giù come, sei pa, va a sapere come Ma sarei. Sicuramente la gente grande, se parlasse con una persona che ha un su di 80 anni e ti dice ces a Drissa Lauria perché da suoi nonno magari l'hanno sicuramente l'hanno ascoltato. Però per i piemontesi già giovinotti, diciamo parecchio come noi, No, patano, no. discutare. Andare una bella buia. Sì, un po', da come piantuma de Turiela, come dice nostro amico Mario, e da come un po' la programmazione, a parlare un po' dal chess, dall'escusado, come le decían acá, las letrinas, è una cosa moderna o è una cosa un po' antica già, diciamo, per No, è antica, è una cosa che data di civilizzazioni prima antiche e che ha diso più o meno va a andare a 2700 anni. Amador. La Edad Media, i famiglie che avevano soldi, che avevano tanti soldi, a stato sud cadreghe furà per fare lo che avevano da fare. Guardati, et cadreghe furà. E cadreghe furà. Guardati. Dopo, in la misura che il tempo è andato avanti, a inventese, a creese lo che noi Belesì in Castilla chiamiamo los inodoros cisternas. Inodoros cisternas, che lì Campodeva sarebbe. Ecco, e dopo all'ultima con l'inodoro con il sifon lì perché spesa. Per l'inodoro con il sifon para che no larghe tanto. Più o meno los inodoros, como dice en Castilla, con el sifón. L'inodoro come dice? Dal 1775. Che parola è la tradizione di Summa Parai da inodoro? Veramente, noi haiti da nostri nonno l'abbiamo ascoltato di sempre il batticlo. Il batticlo. Che dice le parole in piemontese, neanche in Castilla, sai parlano due lingua vala, perché se ti cerchi su dal Google la parola batticlo esiste e al momento niente si mira allora domani andate a cercare la gente che aveva la gente del Piemonte il dizionario vivo sarebbe forse in Panauta ringraziamo la gente che ha sia Sergio Merlo Mario Gamba tutti e due come sempre al piede del canone passa vas e all'altro non che sdobra in italiano il batter. Neanche una parola italiana. Ah, no? Dice che in cui il di per di sdobra il batter. Il batter. La classe o il vas. Guardati. Pare che la parola lì, il batticlo o batteclo, dicevo con una volta, è una parola che la gente del Piemonte è mia che l'ha mai ascoltata. Mai ascoltata. Neanche le pancastiglia. No, perché neanche le pancastiglia. Perché lui cercava e non mi ha niente da tutta niente, neanche in francese. No. Niente. È una parola che va a sapere da due alla sortire, ma nostri nonno lo chiamavano parecchio. Batticlo. Il batticlo. Questo invento sì, il vas sarebbe l'inodoro, alla perfezionarsi entre il 1984 e alla perfezionarsi un po' più, all'hanno rangiato, all'hanno mettato ben a posto, come dicevo perché è stata più moderna e alla fase tanto popolare, diciamo, e entre il secolo XIX, Paolino, che è stata quasi una cosa più o meno obbligatoria per tutta l'affare della salute, perché tutte, diciamo, l'affare era per combattere tutto quello che era le malattie
le due malattie più importanti che hanno combattuto a Douré di Roma Paraia il base l'inodoro il tifus e la colera come dicevo una volta allora che queste due malattie sì con l'igiene ha migliorato sì, lo lì alle parole poi è andato avanti il tempo all'antacaia fabbriche in lo che noi in Castiglia di Suma la ceramica in italiano ceramica e ti sai che in piemontese i dizionari dicono ceramica e anche ceramica. Pare che ceramica le bindi. Sarebbe il vas e ceramica l'inodoro, Proprio. Bin. Con sì, che ha migliorato una roba pulita, bella, anche bella. Facile pulire. Migliorato a chi al medesimo, il baticlo, il vas, migliorato al vas medesimo e anche il deposito di leva, pulidelo. Guardati. Anche migliorato. La gran regolaia di Suma Parai il livello del leva sì, lì che prima ero piantando la miraia in era di ogni sorta di forme però attaccare funzione come tu cavolo lì il progresso in i paesi in città per fermare se lì i CES gli scusavo in campagna e in i paesotti ha continuato a funzionare la gente idea che all'era una cosa che l'accettava Mac Parai e Duna di Zuma Parai non l'accettava de una la gente digamos hacer sus necesidades libremente a tener que ir a un aparato ahí que después tenés que limpiarlo y una cosa y la otra la gente era tan fácil tutti i cambi la gente accetta tan facile no tan facile che la gente grande una volta non neanche al bagno andrinta no come va a andare a quello lì andrinta la casa qua dentro scordi il Paolin che non fa una programmazione era acá en la campagna en ti paesotti che la viu la pompa leva andrinta la casa tenía la bomba del agua adentro de la casa il partus andrinta la casa un Paolo lì ma cosa ti che fare ieri non cagliera però lì calcalo la via era già una grossa comodità per carità di Dio sempre leva lì e tante la vedo con parlante leva andava un po' fuori allora il bus bin sotto lo che noi chiamiamo la galleria bin lì allora il bagnare qua prende leva no proprio una bella Paolin dopo velocemente una cosa da fare che la mia mente vuole che su manca mica parlavo dal deposito e leva un affare che la mia mente più o meno ¿cómo serían los baños, los fondos, el excusado de una vez? ¿Qué sería? ¿Un chabot, una chaburna? ¿Qué sería propiamente? Per bastamente un bagnien bel premezzi come in 30 allora la spicca proprio una roba chabot sería guarda come diciamo noi che le stanze una stanza città sì, una cosa né tan alta né tan grosse misure la via più o meno diciamo parare tu per lui una roba per lei devi mettere qualcosa d'alto ma sì tanti pattanauti diventavano gragnese squadre tu l'idea che tu allora fai prima che il chabot ci e l'excusado fazio il partus dopo alluquatau con il cimento di Roma Parai sì perché la tampa lì il pusca era più o meno dall'arco e dall'lung che la via dopo l'edificio il CES. Así que el excusado como decíamos recién, los fondos
el pozo aproximadamente que estaba abajo era casi siempre la misma medida de las paredes del baño, casi, ¿eh? Un poquitito más chico, pero las paredes estaban casi siempre sobre el filo, digamos así, del pozo, ¿eh? Sì. Después se le hacía un cemento arriba. E che i denti che lo faceva già bin bin, gli faceva un po' che fondamento, il cimiento, come Sì. poi, fino a, sì che sei, 50 centimetri. 50 centimetri, più o meno. Dopo da lì a basso era macchettera. La puerta, mira che squadre sempre virà al nord e al nascente. Sì, proprio, mai visto un che l'abbia fatto in scusau con la porta che guardai al sud. No. No. Se no mi dice la pieva, come sarai? No, sì, il vento, la fredda. E dopo ti accorgi che il porte che era un market bosco. Le puertas, una cosa, eso es un affare que siempre nos va a quedar en la retina, como quien dice, en el recuerdo también. La puerta del baño tenía siempre una forma particular, Pablito, del fondo. Sì, La parte de abajo, la parte chica, arrivava mai a sud, ben a sud. no, Sempre faltava una branca. almeno 4 vestiti, almeno 4 vestiti, Sempre. perché tu che hai sentato. Tu che hai saputo? E la parte da cima della porta, Paolino. Allora fai tutto parei a Saruggio, né? Sì, proprio parei, con i denti come se fosse una resia. Come se fosse un... E neanche toccava panza il traum tirante del tetto, no? Del tetto, il traum del tetto, no. toccava pa. Toccava pa. Proprio parei. La puerta del fondo, del chest, come dice acá, del chabot del fondo, era una puerta especial. Yo creo que se hacía justamente para eso y no se usaba para otra cosa. Ese tipo de formas así de puerta, faltaba siempre un pedacito abajo y la parte de arriba siempre en punta tipo serrucho, Pablín. Da cierta respiración, Lulín, La respiración había lo que acá le llamamos la ventana, Pablito. Finestre. Finestre. Vincite, Una forma sempre particolare. Particolare. I due finestre insegnerai di fianco. Sermiamo sempre in dai galine proprio. Se fate a triangolo, a triangolo, se due muraie a fianco, fate per lì a metà più o meno. L'altura, se ti facevi una cadrega lì con il boss, una cadrega che abitava in vita, più o meno all'altezza. Più o meno all'altezza. La tua testa, tua testa. E la misura della squadra è sempre 3 munti, 3 ladrillo. Quindi tutta e due parei a triangolo. E lì era tutta la ventilazione, un po' le porte, un po' le finestrine, in d'aria prima dava in 3, salta la porta e fanno tutto. E dai e Sacmag, No, da fare che veramente era una forma che è quasi tu all'ero far parai. È quasi tu. Así que se dice que la conversación más corta siempre se tiene, va, hasta el día de hoy en los baños. En los baños. Que uno ve, ma due bravi a capire proprio un discorso in presa. Ma le preparei. Anche chi c'è lì, scusavo, ti te ingranavi, ma l'avevo fatto vedere al bosco. No. Io ero il più semplice te. Ni era poche che l'avevo la cadrega al bosco. Poche. Mi la conosci bin poche. Que l'avevo la cadrega al bosco, los que tenían los fondos, las letrinas que tenían las sillas de madera, como se dice, es donde había gente grande, pesada por ahí, que hasta engrañar, para en bel momento, per lì, al fadia chapé la gamba, o per lì a pangragnese, per lì adorò la cadrega al bosco. Proprio, una cadrega vecchia, lì se ne mangiavo lì per il momento, o facevo un cane con una forma lì. Es quasi sempre, Paulín, el excusado, como le decían, o el fondo, era sempre distante da cane. Distante, mi penso un po' per l'odore,
perché era una cosa insomma pulita al 100%, e anche per leva, perché intorno alla casa la vies i pusen te carcavales leva per bere. Sì. State sempre con un affare che l'uma fa una programazione una volta, la napa de agua, como corría la dus de leva sería, ¿no? La dus de leva. La dus de leva, come curiu, es quasi sempre aspettavo pa en la medesima fila di Zuma Parai, No, en la medesima riga, all'abitavo nauta mira. il problema era tu vecino. Ma pare che, ma prima tutto sì, Paulín, dal chess, dal bagno, del fondo, como le decíamos acá del excusado, lo más común que se usaba en la campaña, Pablito, era la plantación de caña. Giusto a lungo io arrivé, perché tanta gente grande han conta che pan tutte le ca era il Cesa, era l'escusado, No. È tan facile che lo fai su. No. Perché costava, perché su sì, perché lo lì. E che, parlando con i piemontesi là, mentre parlavo, mentre cercavo l'informazione, parlo con loro. E dice che laggiù capitava con i stessi. La plantazione et cana. A tanti che l'avevano il CES, se l'avevano lo durava mai che il fomle, e picchi carne dice che facevano una roba per dire tra Mirella e dire anche, come se fai Santa Pial. In Castiglia lo chiamavano la chuenda. La chuenda. La chuenda. Stiamo ancora al dire anche parei, È il muro dello lamento, sì. Patella di lo sol per catenagria un tejido, allora lo facevo con il meliasa, con il rame, con lo che trovavo, e facevo sta chuenda lì. Allora io approfittavo andare al bagno lì per la chuenda. Beh, sì, la campagna della squadra tu la viu la plantazione canna, Paolina, Pagna, come si dice, Facevo il reparo, avevo niente, e andavo lì. E lì te la la visione che quando uno è in rabianza manauta e dice, beh, tu celebrai dare di ma via da sì. Bene, lì dare la plantazione canna dice che ahí nacen las mejores plantas de tomate, Pablito, ¿no? Adesso che una pianta che è una sua parei a fare la parte che caria e caria bene. Guardati. Una roba, Paulín, a dopo tutto sì, tanta gente allagava tutto che era diciamo per la cadrega vos e la fica il bateclò, il vas, il bateclò, come le dice all'inodoro. E dopo un affare che torna ben alla mente, alle eludur all'ura pulite. Sì, il desinfettante che durava. El fluido Manchester. El fluido Manchester. E in ayer panaute. Ayer panaute. El cloro, lo che noi consumiamo anche di come l'acqua lavandina, lo lì esistía niente. I radini ma in bianchini, due parai, con il caldo, sulle muraille, e dopo a pulirlo tutte, una bella sbrinciata con fluido Manchester. Che era una forma per preparare il fluido Manchester. Era pa per niente valere. No, se tu lo prepari all'incontrare, a staglia e a papallo duro, sempre di te la creolina, il fluido Manchester, suta e dopo aggiori e leva. Un affare che alludis encima la tola, ¿no? Sì. E dopo un affare, Paulín, prima di andare alla musica, un affare che era sempre la medesima, la mania la porta, Paulín. Ahí era la mania. Ahí era pana, saradura, sicurezza, come ora? No. Io era ma sempre un tocca fila fare, con di nuovo pare un gancio. Un gancio dalla parte andrinta, ti entrava il tac, e calava lì che la patlacca lì di nuovo pare, e stessa sa, E bene fai. E in tempo di distanza faceva tanto caldo, lo sapevi un po' diverso perché curei un po' leva. Il vento. Il vento di nuovo pare. Sì.
nada da fare è ora che lui ciacciarà un po' tutto sì, ve lo aspetta a commentare che l'hai detto che la via a Numen quando il VAS diciamo, parai modernizzarlo per tutta l'affare perché i primi campavo padeva No, dopo campavo deva e come l'ha detto è un deposito pendente la muraglia tirar la cadena tirar la cadena una frase que se mantuvo con el tiempo que ora in Duma pretuma un botón no che via leva ma la gente alla staita ancora in mente tirar la cadena perché su te saleva che veramente lo che noi diciamo ma leva lì il deposito lì lo diciamo la mochila la mochila che per dire il piemontese era il zaino la mochila che il cassi sai farsi no si prendi con la cadena venga ancora il dire anche la pupilla cadena vengo però con una cordina una cosa piccola tirar la cadena e al dire anche as d'ora ancora tirar la cadena tiraste la cadena quando fuiste al bagno per che l'avi andai al bagno pilli sen casia che l'avi al buco niente insomma ancora se vuoi tornare lì tiraste la cadena tirare e non sì, però, ma la costuma che la gente, anche la gente sol, costuma ancora a dire la parola sì. la cadena. È una cosa che all'anno in mente. Che cose, frase che hanno resistere il tempo. Cioè, proprio parecchio. E lì, quanto mia se non mi un po' di musica, la chacharra ecco, un saludo grande a toda la gente de Fraga, que el otro día estuvimos compartiendo la mesa ahí, Facina, Grande, todos los muchachos estos, toda la juntada que hicieron de la gente de Coronel Fraga, así que les mandamos un saludo grande para todos ellos. Andiamo con tempo musica. Dai, nomás. Cacusta, Marieme, veideina Mariula, Cacusta, basta ma che sia Maria. Eccolo qua, dai, e aveina fu una cita, le grandi disperazione, oh, una incugiale dritta, e aveina fu una cita, le grandi disperazione, una incugiale dritta, e un famazzi dei button, e aveina fu una grande disperazione. Stana incugiant la branda, e aveina fu una grande disperazione. Stana incugiant la branda, e un famazzi dei button. Signore e signori, la fonna va stanata a letto, il problema, via la testa, risolvi tu il problema una volta sola. Temidamente, aveina fu una bionda, una grande disperazione. Anche i brevi fan la ronda, aveina fu una bionda, una grande disperazione. Anche i brevi fan la ronda e un famazzi dei button. E aveina fu una russa, una grande disperazione. Gli è sempre chi gli musa. E aveina fu una russa, una grande disperazione. Gli è sempre chi gli musa e un famazzi dei button. Oi madama cacciapa capia, capota mamia, capota tensione. Caia civica sal cantum, Oi madama cacciapa capia, capota mamia, capota tensione. Caia civica sal cantum, dai fa la contravenzione. E lei la fa una bunga e pensa di essere contento. E in aia cotta voi altri, devidamente. E aveina fu una bella, una grande disperazione. Tutti a messa, velo barbela. E aveina fu una bella, una grande disperazione. Tutti a messa, velo barbela e un famaggi dai botton. Aveina fu una gnecca, una grande disperazione. Farai se la stacca. Aveina fu una gnecca, una grande disperazione. A un farai se la stacca e un famaggi dai botton. Oi madama che ciapa capia, che porta ma via, che fa tensione. Caia il civico sal cantum, Oi madama che ciapa capia, che porta ma via,
che fa la tensione, che il civi cansa il cantone, che fa la contraddizione. E per sere la storia con tutti i santa gloria, 3 con 6 per femmine ibeia, ma debitamente. Piuttosto che piena fumna, mincato un motorino, vado a spasso per Torino, vado a spasso per Torino. Piuttosto che piena fumna, mincato un motorino, vado a spasso per Torino e anfana in gira i button. Arriva il secondo, ne? Piuttosto che piena fumna, mincato damigiana, manciucchi della smaga, manciucchi della smaga. Piuttosto che piena fumna, mincato damigiana, manciucchi della smaga, ma la fumna mio no. E adesso chiudo, ragazzi chiudiamo? Piuttosto che piena fumna, catuma una cassola, e sti ruma su una viola, e sti ruma su una viola. Piuttosto che piena fumna, catuma una cassola, sti ruma su una viola, ma la fumna la piuma ne. Ehi madama cacciava caffia, che porta ma via, che fa la tensione, cai il civi cansa il cantun, cai il civi cansa il cantun. Ehi madama cacciava caffia, che porta ma via, che fa la tensione. Cai il civi cansa il cantun, cai fa la contravvenzione. Sera la porta! Ciao, sì, una bella canzone, Una bella canzone, ben allegra, ben allegra. La verità che contano, tante verità che contano. tante cose, tante cose. Un po' di però. Va, pure. Paoli, Salutiamo con che saluto. cioè, l'anno prima tu saluti a nostro amico, il Gallo, il Loris Gallo. Il Galluccio. El Galluccio, no, Galluccio che fa la presentación de de Ale para el Afare, una bella canción, Pauli, para que para Lori Galo un saludo grande para él y para toda su banda, tutta sua banda, diciamo per lei, Bella orchestra, Bella, bella, per bella. Valè, picche bello. Mario Arposio, Córdoba, José Ranca, Mario Martina, Paolo Tibaldi, Víctor Ferolio, Silvia Macera Devoto, Tanta gente Caina di Figaray, tanta gente, come sempre ringraziamo anche a tutti che condividono. a condividere. Chi casniaca al deal è per fare commentare, E i commentari, se e anche la gente que condivide, la gente que comparte la programación de Le Para y La Fare, también un saludo grande para todos ellos, Pablito. Paulín, si guituma un po' a ciacciarella tutto lo che era l'escusao, Paulín, come diceva una volta, l'escusao là fuori, con cosa spulidava la gente? Perché è tan facile, fino a ora non dico più o meno bene, se la vía es pa de Duma Pará el excusado, bueno, tenía las cañas, después si el excusado lo tenía más o menos bien, después ya le pusiste la silla, la cadrega, las vitalle dopo il vaso, el inodoro, e uno tocca ma il travaglio di pulidezza è sempre il medesimo. el medesimo. Non fa meno. No, per scappe parai, no, a sport, Duma Pará. No. Des noi muschi fanno la battuta, andano al frente. Pure un dare il muschio, Sì. E hanno bravo Luca io che era in capo. Anche. Giornali, e riviste, da Strasvei, io che dico che duravo fino alla feria della panna della media, guardati, nunca trovavo. guardati, una fare che fino a che là lo che dicono che chiamiamo papel igienico, Sì, veramente sì, era una cosa, diciamo che la gente lo faceva, Dica. però per la salute umana era pas lo preciso. Guardati, Per sì era. Luca era. Non quelli dice. Ieri Luca era. Dopo Dicono che chiamiamo lo che si chiama, as dis, el papel higienico, sería el papel higienico, sería, sì, la carta igienica. veramente, a parte di lavoro italiano, per dire alla gente, che la maggioranza che lo sa, carta e papè sono sinonimi. Questo sinonimo. Carta in italiano e piemontese le fa la lettera che ti scrive, è il papè.
Una volta la gente diceva allora andare al bagno a fare le sue cose, diceva uno a scrivere una carta. Ah, sì, Mi vuoi sì. scrivere una carta? Sì, 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 sì. Una questione che squadra, mi pare la d'ora ancora, fu un saluto al pare, la d'ora ancora, e vuoi scrivere una carta, e pialando a il bagno. La carta igienica o il papè igienico è data più o meno dal secolo II in Cina. Ah, i cinesi. E i cinesi al secolo II, guarda che fa tante anni, è stata inventata per Kai Lung, anche a dato a una data che dice più o meno ha dourato il papè entro il secolo VI prima Gesù Cristo, Paolino. Guarda la differenza d'anni, La differenza è dai un'informazione. è l'informazione. Ma noi diventa che come su La ciò che sì, la data è, essa è perché cosa sarà? perché Cosa? sì. La storia conta che prima della carta igienica dal papè, per A spulire pulirsi, nell'antica Roma la pulizia che si faceva, o lo che viene a spulire anche come il papè, era fatta con una sponga, una sponja, da qua a un barotto, a un palito, che la piantavano drinta leva, drinta in Sicilin, in Baldo, come diciamo i piemontesi dell'America, manditelo, no, condeva salà, Con acqua salata. condeva salà. Ma dove? Ma va, finispa lì, che le va salà per Brisè, finispa lì. Che la 3 sì, era condividì, lo duravo, era pubblico. Eri para tipo un bagno pubblico, diciamo Sì, así, proprio. C'è pubblico che la gente compartía, como diciamo in Castilla, Compartían el baño. condividió el Así que al barrote. momento de limpiarse, digamos así, era un palo con una esponja sumergida en agua salada. Y eso era para todos. Pubblico. Sí, Sì, quello lì e rinfrescava. ahí refrescaba. Imagínate. Espera, la tu recuerdo, Paulín, Nascar que contaba sempre, me pare en Cusa, fuimos al programa al tío Cusa, che dice che era bien che andava a fare sue cose, dopo spulidava con il dil, dopo avvernidava le miraglie. Ah, sì, Avvernidava le miraglie, pare portava tutto con il dil, dice che un dia la sortì alla pesciaste con la porta, pesciaste il dil, buttava un buco. L'era sporca, grande, cioè, una scarpa la fame di correana, ve le sì. Diciamo però che le prime carte igieniche, papè igienico, era una foglia quadrata, era una foglia quadrata e la dourava la gente proprio che l'aveva sola. Di era qua per la gente No. povera. No, la gente che l'aveva proprio sol adorava su sì. L'era una foglia piana, dice che l'era fatta inventata per Joseph Gagetti, che ha venduto la produzione amnesia un pacchetto da 500 foglie, Paolino. E su sì ha venduto più o meno una cosa, un affare commerciale, diciamo per come diceva che era un papel medicinal, se vendía como un papel medicinal, porque contenía aloe vera, Pablito. Ah, guarda, Marco. Un affare che, guardati, tanti anni andare su mancamento che parluma, e già questa gente sì, che il Gagetti sì, fazia il papel per pulirse, camnesia, diciamo per con aloe vera. Lui era già più morbida, faceva pipì al corpo. Faceva pipì e dopo disca era per prevenzione e per giudicare a lo che belle si chiama la emorroide, Paoli. Ah, guarda, Marco. Agitava per tutta claffare lì. Pare che Caffè di propaganda a queste carte igieniche, sì, Anta caffè di propaganda
e la pubblicità, la propaganda diceva che era periculoso dover papel con d'inchiostro, Con tinta. con tinta. Era peligroso para la salud usar papel con tinta. Ecco, per i parti sensibili che l'uomo al settore, sa già che era papulete, sì, e là, la propaganda, ma la gente Ahí fazia para acá. e niente caso. Pero que gustaba. Perché costava? Dicevo che spendi chi soldi lì, ma per lo che durava perché il papel lì Convenía pa. se votò, le somma il giornale, si informava, sapeva non che passa, in notizie e dopo lo Roma anche il bagno. Guardati, una bella, una cosa che proprio alla staita la gente grande alla vivila a squadra porque supongamos, Pablito, la gente que hoy tiene 70, 80 años, los principios fueron eso, no existía el papel higiénico. No. E anche la gente contava che in tempo di raccolta, in tempo di cosecha, come diciamo noi, in campagna, se inciappava in campagna, spulidava con l'erba verde. Sì. Luca trovavo. Sì. Luca trovavo. Fino a Paulín, che tutta clafare, sì, entre el 1990 nel 1890, due frei, cuñón Scott, dos hermanos de apellido Scott, acá digamos, para comercializar lo que vale sí el Didan que todo el mundo ascuñiz como el rollo de papel higiénico. ¿Cómo se dice el rollo, Pablito? El rótulo. El rótulo. El rótulo, sabía. Que la forma así, alla vintrà e alla vistai per sempre. Per sempre. Una cosa da fare, un invento, digamos así, que se inventó el rollo del papel higiénico y de ese rollo no se movió más. Perché è una forma pratica, Pratica proprio. Il dipende, stiamo la gira da solo. Sì. Lui lì stai tanto durante tante mire. Tante mire. E entre mire che diciamo parei che Alan tacado obrero subit, los que primero los empezaron a usar y era hospital, Paulín, y los alojamientos, los hoteles, son los primeros que empezaron a usar los rollos de papel higiénico. Sì. E pensa ma, in ospedale, e dopo anche che va la gente, tu che sia igienica, e dopo che va la gente a per me, proparei. I papeli che nominava sti, che faceva Galletti, andavo su del feu, la stampa della marca. Sonom. Sì, Sonom è stampato. E invece che lì che fabbricavo i Frey Scott, no, all'ampavità è Sonom, perché dice che visivo che si associasse a Sonom con lo che faceva la gente è andare al bagno e pulidesse con Sonom, diciamo parecchio. Diciamo aparte que vos te ibas con una hojita de galletti, perché ero quadrà, vos te ibas con una hojita de galletti y la gente sabía que te ibas al baño. Ecco. Parlo l'avevo stampato, no, ma si vos te vienes con una hojita que decía galletti estampado, ¿dónde va? Te metes al baño, ¿no? Sí. En cambio, Scott no daba Scott encima del papel, sí. La faceva Charmin. Era una figura, una bella fia. Una bella fia come propaganda, come pubblicità. Allora lui tanto esine, tanto esine. Dopo, el PIT 10, 15, décadas después, sei per avere anni, perché marciava a temporale, dopo décadas dopo, hanno cambiato un po', per rinnovare un po', hanno cambiato la figura di questa bella dama, di questa bella figlia, e hanno invitato Masnaiete, un zen, dice una volta. Un urs, un cagnat. Guardati, una cosa che dopo dici che tutta clappare sì dal rótulo, digamos así, del rollo del papel higiénico, con la figura esta de las chicas, de una bella chica,
Después se asoció con perritos, se le pusieron perritos, le pusieron bebés, todo para eh, similar confort, suavidad, como para darle un poco digamos así, a la gente, como para atraer la gente. Anche Paulín, guarda che questo sì, bisogna parlare nella decada della depressione, bisogna parlare quando alla stata la guerra, che era poche soldi, bisogna parlare, Quanto il mondo è andato a Ravel. a Ravel, alla depresión, luego pudieron sobrevivir, Alan seguitava antes con tutta clafare sì del papel higienico che quasi sempre sono le cose che prima i fa Zacan, Sì, però era penso che, come dicevo una volta il nonno, la comodità sta fino a bene alla casa del diavolo. Cioè. Ti stuvava a pulire con il papel igienico, vendere torna. No. Allora, Paulín, un affare che adora entre el 1950 e nel 1958 all'alta casa comercializzò per prima volta lo che ve si chiama la carta igienica, il papel igienico umido. El papel higienico húmedo, para limpiarse, pero húmedo. Era tutto bello, ma dopo la gente alla portava un grosso problema, che lo campava dentro al vas e lui lì astupava tutti i tubi. Sì, Tapava la cañería. Para que Alan taca a fe, diciamo, para come si dice, una campagna pubblicitaria, una campagna di pubblicità, una campagna di educazione. D'educazione, proprio la parola giusta era. Perché la gente campava i sappati, tutto che era, come si dice la toallita? Strada, una cosa che Sarebbe più o meno, per passarlo alla Castiglia, come una servilleta, una toalletta. Una toalletta, Una toalletta. Quella campava dentro del vas e lui ti stupava il tubo, parai che all'attaccava un po' di educazione, diciamo, parai, perché la gente, una volta che la dovrava, la campaisa da can, diciamo, parai, una tola, una tagliera, Ancora anche lì è bene con la carta igienica secca, tutti i banchi l'hanno lì, il sigillino è plastica perché ti campa dentro. Hai una data più o meno la quantità a carta igienica de papel higienico che si consuma per persona nel mondo? Me ve le si la innotà la mesa, insomma, il promedio. Il promedio. E in aie è nazione Canadoro e P e tanto il fine, è tanto il P. E per fare una mesa e 4 kg, in sarà tanti Canadoro tanto meno. Però più o meno la mesa è 4 kg, anche intendi. Magari in tempo durava un pochettino più, però anche un po' meno. Però dopo viene 4 kg de papel higienico por año por persona. La mesa. La media. La mesa a livello mondiale. A nivel mundial. 4 kilos de papel higiénico por año por persona. Hasta ayer pianten, Porque dicen también que tú lo que lees el papel reciclado, digamos así, el papel reciclado no es, hay que hacerle un buen proceso porque no es apto para todas estas cosas, ¿no, Pablito? In dina d'ogni sorta il papel, in colore, forma, qualità, senza qualità, ma lo che dice te, secondo come la materia prima, lo che dovresti farlo, cerco con una qualità diversa, Dopo Paulín, un po' più avanti alla sortì il bidet, che lì che ti sbrinciadeva, che lava. Mira per pulire i pefiga. Non mi le parla più, ma da canta quando ti una anruida perché lei dura basta con la lippe, una bella lavanda, bella rinfrescata. Lo lì è lo che la cavai un po' è consumo alla carta igienica.
le bajó il consumo al papel igienico. Sì, perché se viene a sbirri, Sì. viene tanta gente che ora leva al posto dal papel. Dal papel. Guardati una cosa. E più al dire anche Paulin, lei fin ha visto la televisione, pubblicità, che è il video intelligente. E in aiuto E non è d'ogni sorda la roba lì, allora la leva incorporata, azzecca tiene, l'hai visto? La temperatura leva, dopo una cosa che accua con il vento, e dopo alla fine la tappa il quartz, che a tappa sarà tutto la cerca, come dice non sta messa una cosa che è proprio ad lusso, sì, una roba è automatica. Proprio una cosa per Paolino. Es dice que en KND el 70% della popolazione del mondo adora Deva. Il 70% sta usando acqua al luogo del papel. Magari fa il 100%, magari in hay gente che adora tutte e due le cose. Sì. Prima una cosa e dopo l'altra. Sì. Ma con il passo del tempo eleva l'encamin che bagna un po' il posto al papel. Sí, porque dice que eleva lo vamos a hacer la explicación en castellano, todo lo que es el agua, la proporción de agua que le va a lo que cuesta fabricar el papel, digamos así, conviene reciclar el agua y producir el agua que producir papel por el gasto de ecológico y todo esto del tema de las plantas. Aparte lo que costa è lo che dice tai tante piante se manca papel che dovrà manca a pulidez. Sì. Un affare che con il tempo passa andrà a versi al 100%, No, non è tan facile. No, lì no, però con il tempo insomma leva l'encamin che tu sai bagni. I bagni al papel. Sì. È un affare che sta bene. La vedi guadagnati? Sì, al 100%. Esatto. Dipende da lo che insomma lo che si assiste al tempo. Su due fino al 90 passa d'anni. Chi lo supportate? Lei è schifoso perché non devi andare bene. Sì, a tanti anni ne sia ancora gente che parla piemontese. Come decimos siempre, la chacharán un poco piemontese, un po' lì, la fare lei che il tempo andate via. Chacharán un poco en piemontese, y hablamos de una feria del excusado, el excusado, como le decía la gente, otra palabra, el batecló, la frase tan nombrada, tirar la cadena, que ahora no tiramos más la cadena casi, pero apretamos un botón, y algunos ya directamente ya con algún ruido, alguna seña ya se activa. I tempi l'hanno cambiato. Marvin, che veramente quando l'hanno fatto i primi cesi, i primi scusati, era un avanzamento tecnologico, però sta tranquillo. Che non deve dare il cane, andare dentro lì, su ventaja all'avrà lì. Para que hoy hablamos un poquito, como les decíamos, de todas estas pares que pasó con el tiempo, que quedó en la historia, en los recuerdos. Hay también muchos chistes, digamos así, anécdotas, però raccontele perché Nayet parole per lì che avevamo pas d'accordo con la nostra programmazione. No, ma non è che lo va a dire. No. Niente una parola. Niente. Anche no. No. Stavolta no. No, ma non mai, va per essere sincero. Así que bueno, al final de la programación de Ale para la Fan, de la programación 145 de la familia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga de Freire, se diu Paulín, salutiamo a tutta la gente, se saltuma il fine settimana che viene. La domenica che viene, quando il uomo torna sì, abbatte il taccone. Aspettiamo che tu finisci bene la giornata della domenica e che domani lunes sta con una buona settimana a lavorare. Bene, fa tanto lavoro, Dico che il lavoro è la salute. Mai malave lavoro qua. No, poco e niente. Poco e niente. Ecco, è stupendo, ma
e fuman saletta attiva. Attivo. Fino a chi con voi. Sì, e sarà fino alla domenica che viene? Ciao. Sì, Ciao. Ciao. Auspician Alle Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe, Agroveterinaria Le Vaque. Acompañan la transmisión FM 100, 100.1 de Freire, Radio FM Impacto 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Mano in su, ma c'è